Come mi chiamo io? Ripeti? Per favore. Ora mi dici come ti chiami tu? Qual è il tuo nome? Come? Potresti passare dove ci sono le lucette verdi? Per vedere se ti riusciamo a vedere? Ma tu vedi me? Cosa vedi di me? Cosa ci fate ancora qui? Di qua continuava il tunnel. Da questa parte continuava il tunnel. Dove porta? Tanto l'hanno chiuso, non posso entrare. Mi hanno fatto fuori la batteria, per cui ho dovuto... si è spenta la telecamera, spero, perché a volte fa un rumore bruttissimo quando si sta per scaricarsi. Spero che questo rumore non sia venuto nelle registrazioni antecedenti. Ho messo una batteria nuova e ricominciamo con l'EcoVox. Volete dirmi qualcosa? Qualche messaggio? Cosa volete dire? Perché siete ancora qui? Siete ancora in combattimento? State riposando? Posso farvi delle domande? Siete morti qui?
Ok, forse così va meglio. Va meglio per voi parlare così perché non capivo. Va meglio, vero? Ok. Volevo sapere, siete morti qua? Vi faccio la stessa domanda perché non ho capito la risposta. Avete visto i vostri amici morire in questo posto? O fuori di qui? Adesso come vi sentite? Come state? Parlate in italiano? Per favore. E io parlo italiano. State bene? Adesso state bene? Lo sapete che la guerra è finita, vero? Ma voi siete rimasti qui a combattere? Siete soldati? E siete infermieri? Dottori? Prigionieri? Ditemi cosa siete. Siete spiriti che non si sono mai incarnati? Siete energie alte? Siete energie basse? Cosa ci fate qui? Siete venuti qui da un'altra dimensione? Siete venuti dallo spazio? Perché siete venuti qui? Qual è la vostra funzione? Qual è la funzione dell'essere umano per voi? A questo punto faccio una domanda che col senno del poi avrei preferito non fare, ma tant'è che l'ho fatta. Adesso vediamo i risultati. Alcuni dicono che è in atto una guerra tra luce e buio. Voi cosa ne sapete? Voi da che parte siete?
Ma se siete energie basse, come potete essere dalla parte della luce? Potete rivelarmi qualcosa su questa guerra? Secondo voi chi vincerà? La vostra opinione, Sento due rumori, chiudo un attimo. Perché non si chiude? No, ho messo l'eco. Ho sbagliato stop, adesso ho messo chiudo. Un attimo che adesso rimetto su lo zaino e torno nella parte del tunnel bloccato. Appoggio un attimo la telecamera sulla ruota. Prendo i miei pezzi che ho lasciato qui. Un momento, ho lasciato la telecamera verso il muro. L'aria qua dentro è veramente incredibilmente fastidiosa, sta iniziando a bruciarmi la gola. Devo prendere tutta l'attrezzatura e portarmi dietro, dopo quando ho finito esco direttamente. Abbiate pazienza prima di rispondere perché non vi sto sentendo, non vi sto registrando, quindi non potrò ascoltare le vostre risposte. Ok, scusate se è spenta la telecamera perché non so cosa è successo, lo sportellino della telecamera si è mollato e adesso purtroppo si chiude da solo in continuo, quindi adesso devo trovare un sistema, altrimenti ogni volta che si chiude si spegne la telecamera. Non vorrei dover riacquistare la telecamera nuova e adesso non è proprio il momento. Ok, questo abbiamo preso e adesso andiamo nella parte che hanno murato perché voglio vedere se qui ci sono altri riscontri. Lì mi hanno risposto, qua non lo so cosa mi diranno, proviamo a vedere. Qui è dove praticamente hanno murato il tunnel. Ok, proviamo a vedere qua se ci sono altri riscontri. Un attimo che riaccendo l'EcoVox. Qui c'è qualcun altro?
Mi potete rispondere? Chi siete? Qui hanno proprio chiuso. Ah no, qui c'è la stanza. Perché è stato chiuso questo bunker? Cosa hanno chiuso qui dentro? Mi dici chi sei? Da dove vieni? Mi dici da dove vieni? Il luogo da dove vieni, come si chiama? Come vedete non è collegato all'esterno perché non c'è segnale, quindi lavora sulla registrazione dell'Ecovox. Savona? Vieni da Savona? Ma quelli che dicono di venire da un'altra dimensione, da dove vengono? Mi dite il nome e cognome? Questi oggetti erano vostri? Oh, c'è un pipistrello, adesso lo appunto, aspetta 2 minuti. Non so se riesco a farlo vedere. Eccolo lì, piccolo piccolo, pesa con la testa in giù. C'è solo questo. Se vado fuori, venite fuori con me? Perché no? Non vi va di venire a vedere che bella giornata di sole c'è fuori? Io vado, vieni con me. Dai, vieni fuori a vedere la giornata di sole, è bellissima. Non ti piace il sole? Vieni a vedere che bella giornata di sole c'è.
Alcuni di voi sono morti fuori dal bunker. Ok ragazzi, io vi saluterei e vado via. Vi dispiace se torno un'altra volta. Vi fa piacere se ritorno a parlare con voi? Dillo chiaro. Dillo in italiano chiaro. Ok, allora posso tornare? Ok, grazie, ciao. Ciao. Mi salutate? Ok, ciao. Sono uscita. Pensavo di perdermi, ma è un buco, cioè nel senso che è piccolissimo, l'hanno chiuso e quindi non si può andare oltre un certo limite. Poiché i dati mobili sono disattivati, per prima cosa dovrai Ecco, attivare lo sapevo. il wifi e Aspetta un connetterti attimo, a una perché ho rete. acceso, ma non avendo campo dentro sono andata tranquilla, insomma, non ho ritenuto di doverlo spegnere del tutto. Adesso può rimanere acceso perché non usiamo nessun'altra attrezzatura se non la telecamera. Devo dire che non sono rimasta molto soddisfatta perché pensavo di trovare più corridoi. Diciamo che la parte più interessante secondo me è il tunnel che hanno chiuso con il cemento. È quello difficile da buttare giù, probabilmente la parte in muratura sono riusciti, questa parte qua in cemento no. È un peccato perché comunque all'inizio ha fatto fatica a mettersi in contatto, dopo ha provato, ma con la Spirit Box ha avuto un po' di difficoltà. Io spero che la telecamera abbia preso degli EVP